Buonasera e benchiatassa a Gnovis. In te ultime settimane in Friuli, Vignesi e Giulia sono un po' calati i news infetti di Covid, ma crescono i ricoversi, in particolare in terapie intensivi. Sale chiesto il quadro sull'andamento delle pandemie, parcure de Fondazione Gimbe, che sottolinea che la saturazione dei postiet, sedi in aree mediche che in terapie intensive, e enti mosso dal limite, venga stai ai 2,6%. Al resto, sotto de medie nazionali il livello di vaccine nella regione. Se in Italia il 75% dei cittadini ha avuto al manco una dose, in Friuli, Venezia e Giulia sono il 67,5%, intanto che il 60,6% ha completato il ciclo a fronte dalle 61,9% a livello nazionale. Il livello di infezioni è 4 volte superiore a quello dall'anno passato, intanto che la pressione sugli ospedali è tanto minore, ma crescerà in maniera proporzionale inversa al numero di vaccini somministrati. A dirlo è il vicepresidente regionale con delega e sanità, Riccardo Riccardi, che al fascio anche il superamento delle 200.000 adesioni in regione. Per arrivare a una buona immunità, tal come Riccardi, o vorresti arrivare a vaccinare al mancul altri 100.000 persone. Il dirigente dal liceo Buonarroti di Monfalcone, Vincenzo Caico, ha ricevuto la fotografia di un boss sultan che menace. Il messaggio aveva dentro anche la fotografia delle lettere che il stesso dirigente aveva inviato a Sfameis con l'invito di aderire alle campagne delle vaccine. Un motto di Clar Stamp Novax che ha portato Caico a ricevere decenni di messaggi di solidarietà e vicinanze che stamattina alle stati gli stessi ministri di istruzione Patrizio Bianchi a telefonare al dirigente monfalconese. Caico non l'ebbe solo, si indogne di lui, anin indenant, l'ha commentato. Dopo l'incidente stradale di mattina di l'Uncla 4, il primo con un camion che trasportava Pollam, con la miecca si è ribaltato intanto che al passava il tocco fra Tisana e Puarti in direzione Vignese. Tanti dagli animali trasportati sono morti, per via di rallentamento un altro miec pesante che trasportava gran alla avuto di frenarsi per evitare che altre smiezze alla perduta parte delle chiame sulla Chiaresade. Sono stati schierati i tox de 4 interessati dai 2 incidenti e il svincolo di Tisane vers Vignesi. Al vendeve bevandis alcolichis raffreschiati scondute di une ordinanze dal comune di Udin Caluviete, perché il titolare di una bottega etniche di Vial des Filieris in te capital furlane è stato sanzionato in tal corso di un'operazione di polizie di Stato, carabinieri, guardie di finanza e polizie locali per il controllo di Borg Stazione. Via per i controlli sono stati anche identificati 2 cittadini pakistani che in passato avevano avuto il daspo urbano che sono state denunziate autorità giudiziarie. Pronti a partire a Morus interventi per messa in sicurezza di viabilità. Le prime opere che i lavori scominceranno in Sierade e in rotatorie al tece de Crosere con Bressa, intanto che ad Alni saranno metudis doste le chiamaris che controlleranno tutti i veicoli in passaggio. Anni fevele il scindic Albina Montagnese. Perché queste rotatorie partiranno i lavori che sta autunno e è una rotatoria che verrà fatta sulle strade provinciali, proprio in un incrocio che è un evore pericoloso e che al congiunge le 2 strade che portano a Pagnà e dal centro di Breccia e di Dalni. E per fare questo lavoro viene avuto un finanziamento tramite l'UTI e quindi da regione di 500.000 euro che verranno spinduti interamente per mettere in sicurezza questo incrocio. Ho in intenzione, ho già messo i base di posizionare una telecamera di frazione di Dalni per rilevare e fare dai controlli su veicoli che non saranno provvisti né di assicurazione e né di collaudo di macchine. Si invia domani, vinas ai 27 di agosto, ci vi date le 30esime edizione di Mittelfest. Inaugurazione in programma Sabide a Esching da Spomisdi, all'intervenirà anche il presidente sloveno Borut Pahor. Emozionati il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo. Presidente, ieri va dell'ore Mittelfest al Partis, domani.
Siamo pronti, domani si partì, abbiamo aspettato, abbiamo lavorato tutte le lampe per arrivare a questo momento, là che festeggiamo i nostri 30 anni di questo festival importante, di questo momento importante della storia anche di Duignu. Quest'anno abbiamo voluto, lo abbiamo denominato Eredi, e il direttore artistico Giacomo Pedini ha chiamato queste frasi che fa proprio è perfette per tutto questo percorso che il Mittelfest ha fatto in 30 anni. Saranno 10 giorni che partiscono appunto domani intensi, di tante rubes, di tanti spettacoli, al Cerin il palco il sipario più di 70 volte. E arriverà a Cividata anche il presidente Slovenia Pahor. Sì, sabato ho vinto l'inaugurazione a 5, un'inaugurazione appunto dal festival, la che abbiamo voluto creare un momento importante, la che sono presenti, oltre che appunto in tutte le nostre massime autorità regionali, il prefetto di Udin che ci consegnerà la medaglia dai 30 anni, la figura sicuramente più di spicco è il presidente sloveno Borut Pahor, che appunto hanno voluto confermare con la sua presenza il legame della Slovenia con questo importante evento, e sicuramente per noi è un grande onore e siamo contenti di questo momento, e sarà un momento importante. Pauletta vuole diventare il polmone verde dell'Interland udinese. L'è convinciuto il sindaco Giuliano Castenetto, che con la sua amministrazione le da ora ha investito tanto su turismo e settore enologico. Sintinlu. Sono arrivato a avere 2.156.000 euro da Regione in sede di concertazione. Ringrazio la Regione di questo importante investimento che fa sul nostro territorio. Questo permetterà di rifare completamente un ponte che è dal 1950, quindi non è più assolutamente adeguato, ma permetterà anche di far transitare la pista ciclabile. Quindi sarà sostanzialmente il collegamento tra il nord del Friuli e Sorgnan, e quindi di conseguenza tutto il territorio di Paulet, per ciò che riguarda la viabilità ciclabile, quindi anche il discorso turistico e quindi anche tutto il discorso in fatto di produzione vinicola che noi stiamo inserendo insieme a tantissimi produttori, per altri tantissimi produttori che sono giovani e stanno investendo sul territorio, quindi alle Iosche il Comune, Iordedo Neman. In tal 1350 il patriarca Beltrame l'ha chiamato la morte in te zone di Noiarete di Prati, in comune di Martignà. L'area è un parco che è il testimone della cultura locale, conservante, richiedis inalteradis di plantis e rosis. Per agevolare conoscenze l'amministrazione comunale ha introdotto l'uso gratuito dal wifi e entrare. Ho sentito l'assessore Michele Recchia. Abbiamo deciso praticamente grazie ad un contributo europeo di 15.000 euro di attivare in Plaza Naret praticamente un punto wifi in modo che le enti sia i cittadini di Martignà che anche i turisti abbiano modo di avere le partenze e di tramite queste connessioni gratuite, il sito Facebook del comune e praticamente una cartine digitalizzate, le possibilità di viaggiare molto partire e percorrere praticamente tutto il tragitto dal parco di Beato Bertrando. Dicono che si snode su 6-7 km, e le possibilità di arrivare tramite le ipovie che le collegamenti ciclistici anche dal parco del Cormor, e una roba che non teniamo tantissimo come amministrazione, perché è un punto naturalistico molto importante anche per i cittadini magari di Udin che lavora di farsi le passeggiate e che passi che le route di Aiarbon che Martignà Riverdà. Ecco. Alle tutte, Gnovis al torne domani, arrivi di sì.